vi prego a tutti quanti perdonate, che sono venuto proprio innanzi a chiesa, capisco un'emozione per la sposa, l'inaspettata ospite tocca. Non so gelosa, ne voglio fare scena, e me la legge, torta mi può dare. Nessuno sa per chi sto cuore è bene, ma tutte cose faccio raccontare. 4 anni fa sta giovane, con me era sposato, a casa e carte mobili erano pronti già, ma poi chiamata all'estero e gli età faticò, ce ne mandava dollari per farcela stivare. Scriveva sempre, ma non sacce, perché non riceveva mai la posta. Un giorno finalmente una risposta, scriveva a mamma per mi fa sapere che la figlia stava un anno in dolietta, malata e non poteva più guarire. Ma si spazzaia qua sua corbietta, perché pensava non mi va a fornire. Ne versai lacrime, non mi posso scordare, 2 telegrammi subito, ma noi per l'aiutare, vi mando $100, facete la cura, vi prego, rispondetemi, non posso più campare. Più rifletteva e più mi torturava, si malediceva che la nera sciorta senza notizie forse sarà morta, pensava, ma si potesse ritornare. Ma invece è nata e la vecchia strega, come vedete, le va a scusare. Mogli anni chi spirgiura non so nega, dice che la figlia non me va a aspettare. Lo sposo, ma lasciatelo, come andano da fare? La sposa è pronta subito, tutto si può aggiustare, tu chiami, e che può dire, ma il più mi vuole assare, dici l'incervo prevete, o sposo si sta qua.